Una festa di compleanno al momento senza la festeggiata. La bozza per l'autonomia del Veneto, voluta esattamente un anno fa con il referendum del 22 ottobre 2017, è stata consegnata lo scorso 2 ottobre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal Ministro agli Affari Regionali Erika Stefani, ma la firma ancora manca per alcune perplessità di qualche ministro pentastellato. Richieste di approfondimento che non sembrano preoccupare il Presidente del Veneto Luca Zaia e la Stefani, che a Palazzo Balbi hanno espresso il loro ottimismo in una conferenza stampa congiunta. È un anno da un referendum importantissimo, quello che si è celebrato in Veneto, che si è celebrato in Lombardia, e questo è un segnale che deve restare, perché l'autonomia non è solo prevista in Costituzione, cioè no, nell'ultimo pezzo di carta da formaggio, ma nella Costituzione. È previsto nel contratto di governo ed è supportato da queste istanze che sono state una richiesta di un popolo, di popoli, al seguito dei quali sono nate poi tutte le altre richieste di autonomia, e ricordo che in Italia ce ne sono già ben 8. Ho fatto tutti i tavoli tecnici, stiamo attendendo un riscontro da parte dei colleghi ministri, i quali alcuni hanno espresso la necessità di valutazione di alcuni approfondimenti. Tra l'altro nella nota di aggiornamento al DEF è stato anche inserito un altro impegno che è stato ribadito anche nelle aule parlamentari. Io vedo che a seguito, anche di queste ultime giornate dove si è parlato anche di autonomia, che molti colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno più volte ribadito che l'autonomia si fa. Lei diceva, Ministro, che i veneti vogliono sapere soprattutto quando ci sarà questa autonomia. Lei può abbozzare una data? Beh, è ovvio, io vorrei che fosse oggi, avrei voluto fosse domani. Io ritengo che è stato l'incarico che mi è stato conferito, tra quelli ovviamente di seguire gli affari regionali, che sono ovviamente situazioni molto delicate, tra l'altro anche molto interessanti, ma che il mio grande incarico è stato quello di dare una risposta delle domande di autonomia, per cui per me è una questione prioritaria. Lei è fiducioso che le perplessità dei ministri pentastellati si possano risolvere in breve tempo? Questa attesa quanto durerà? Potrebbe durare? O è disposto a far durare? Ma guardi, io sono fiducioso sul piano politico perché i compagni di viaggio al governo, i pentastellati, i grillini, chiamateli come volete, si sono spesi per il referendum del Veneto a favore del sì, e sono gli stessi che hanno firmato con noi un contratto di governo che prevede l'autonomia del Veneto, sono gli stessi che hanno votato con noi un DEF che prevede l'autonomia del Veneto e della Lombardia e di chi ne ha fatto richiesta. Questo sotto profilo politico. Sotto profilo umano, mio nonno mi diceva sempre che solo i mone non cambiano idea, per cui c'è sempre tempo per migliorare. Il suo ripensamento sulle eventuali 23 materie e 9 decimi? Assolutamente no, guardate, noi non facciamo le finte autonomie, l'autonomia vera è quella della Costituzione, ci dà l'opportunità di avere 23 materie, le abbiamo chieste tutte fin dal primo giorno, qualcuno parlava di utopia, alla fine quell'utopia oggi è realtà. Del resto, se pensiamo che l'Italia debba diventare uno Stato veramente federale, come lo interpretavano i padri costituenti del 48, bisogna andare verso le 23 materie. Se invece pensiamo che debba essere un'autonomia finta, allora buttiamo via le carte. Si tratta di un'autonomia a livello nazionale per tutte le regioni sostenibile, secondo lei, parlando di conti dello Stato? Assolutamente sì, perché l'autonomia è responsabilità. Fatti salvi i saldi e fatta salva la solidarietà e la sussidiarietà nazionale, cioè aiutare chi non ce la fa. Del resto poi gli sprechi li dobbiamo tagliare. Quando vedo che c'è un dato nazionale che esce dal MEF che dice che in Italia, se applicassimo la virtuosità di regioni come la Lombardia, il Veneto e altre regioni che sono virtuose a tutte le regioni italiane, avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro, capisco che abbiamo 30 miliardi di sprechi a livello nazionale.